l'Opera Immacolata Concezione si appresta a vivere quest'anno uno dei momenti più importanti durante le celebrazioni per il 70° anniversario, ovvero la Peregrinatio Mariae, il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima nelle varie sedi. Il pellegrinaggio si aprirà con la celebrazione del 1° maggio dalla Civitas Vitae Nazareth a Padova, dove l'Opera Immacolata Concezione ha iniziato il suo cammino appunto 70 anni fa. Proseguirà poi nelle sedi del Vicentino, quindi a Thiene, Asiago e a Barbarano Mossano. Passerà poi nelle residenze di Carmignano di Brenta e di Borgoricco. Interesserà poi il pellegrinaggio la zona trevigiana con la sede di Treviso, a seguire Gorizia, Vedelago, Oderzo e ritornerà infine alla Civitas Vitae Angelo Ferro in zona Mandria, dove nell'ultima settimana toccherà tutte le residenze e il pellegrinaggio si chiuderà con le celebrazioni e la processione di domenica 31 maggio. Sono Don Davide, sacerdote all'Opera Immacolata Concezione di Mandria. Sono qui nella chiesa Santa Madre di Dio, dove vengono tutte le domeniche i nostri ospiti. Sono davanti alla statua della Madonna, arriva da Fatima, ed è quella statua che nel mese di maggio girerà in tutte le case della fondazione e poi rientrerà a fine maggio per gli ultimi incontri nelle varie residenze e verrà a contatto un po' con tutti i nostri ospiti, che sono ben felici di accoglierla, di poter stare in sua compagnia, di poter pregare assieme per trovare un po' di gioia, di serenità, di accoglienza. Maria incontrava tutti, Maria è andata da Elisabetta e come è andata da Elisabetta vuole incontrarci anche nelle nostre case, nelle nostre residenze. Sarà un motivo per sentirci più uniti, per fare comunità, per essere più vicini a lei, per sentirsi più vicini a lei, per sentirci più amati, per sentirci ancora famiglia come si faceva una volta nelle stalle vicino ai capitelli nel mese di maggio, e i nostri ospiti hanno ancora tanti ricordi legati a queste belle esperienze di vita e di fede. È un viaggio antico che si rinnova ogni anno, ormai qui all'Opera Immacolata Concezione da 20 anni, quest'anno un anno anche particolare per i 70 anni di fondazione, ed è un cammino che ci guarda nel passato, nel presente e nel futuro e che ci invita a essere sempre vicini con una mamma che ci accompagna, con una mamma che ci vuole bene, una mamma che dal cielo ci indica una strada, un modo per vivere con lei. Questa statua arriva da Fatima, messaggi legati molto alla pace. Anche quest'anno ci affidiamo a lei, in quest'anno in cui i venti di guerra affliggono le nostre comunità. Anche a livello internazionale il messaggio della Madonna di Fatima è una preghiera universale per la pace. La Madonna, regina della pace, ci accompagni, ci possa trovare quella pace, quella serenità che tutti cercano a livello internazionale, ma anche nelle nostre famiglie, nelle nostre residenze, che possa essere davvero una Madonna che ci guida e ci aiuta nel nostro cammino. La direzione ha pensato di omaggiare tutti gli ospiti con un rosario benedetto a ricordo dell'iniziativa in questo 70° anniversario. L'iniziativa è aperta a tutti nell'ottica dello scambio continuo tra residenze e territorio che la Fondazione vive ogni giorno con le attività che vengono proposte, non solo quindi agli ospiti, ma anche ai familiari, coinvolgono il personale, amici, volontari tutti della Fondazione. Vi invitiamo quindi a partecipare attivamente alla Peregrinatio Mariae 2026 secondo il calendario specifico che troverete nel nostro sito istituzionale e secondo quanto ogni sede sarà in grado di proporre nel proprio territorio.